Vocazioni, giovani, impegno politico, le sfide più urgenti per la Chiesa italiana di oggi, a indicarle i vescovi a conclusione dei lavori dell'Assemblea Generale della CEI. Cogorno celebra le origini tigulline di Papa Francesco. La famiglia Sivori ha donato una targa che ricorda la figura di Vincenzo Girolamo Sivori, bisnonno del pontefice emigrato nell'Ottocento in Argentina. Festeggiato nel carcere di Chiavari il 201esimo anniversario della Polizia Penitenziaria. Ha consegnato un riconoscimento per l'impegno di tutti gli uomini in servizio nella struttura di Chiavari. Arginente è l'attesa per il pronunciamento del Tribunale delle Acque. Il Comitato intanto ribadisce come le risorse in ballo potevano già essere utilizzate per altri interventi più importanti e necessari. Finisce 0-0 al Comunale di Chiavari, al completo la gara di andata dei play-out di Serie B tra Virtus Entella e Ascoli. I biancocelesti adesso giovedì costretti alla vittoria per mantenere la categoria. Buongiorno ai telespettatori del TG13. Quali sono le sfide più urgenti per la Chiesa di oggi? Hanno provato a rispondere a questa domanda i vescovi italiani che in Vaticano hanno affrontato i temi nel corso dell'Assemblea Generale della CEI. A tracciare il bilancio conclusivo dei lavori il presidente, il cardinale Gualtiero Bassetti. Sentiamo. Le vocazioni, il sinodo dei vescovi dedicato ai giovani, le sfide più impellenti nell'orizzonte contemporaneo e italiano. Sono stati questi alcuni dei temi al centro dell'Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana, conclusasi ieri in Vaticano. I vescovi si sono confrontati sul tema della presenza ecclesiale nell'attuale contesto comunicativo. E proprio il tema della comunicazione, strumento per abitare la cultura del tempo, è stato il punto di partenza della riflessione conclusiva del presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti. La sfida alla quale noi non possiamo assolutamente sottrarci è quella dell'annuncio, ma l'annuncio ha bisogno dei mezzi della comunicazione e i mezzi della comunicazione, come ha detto tante volte anche il Santo Padre e l'ha ripetuto anche a noi, sono neutri. Allora noi dobbiamo educare ai mezzi della comunicazione perché attraverso la comunicazione si possa arrivare anche perlomeno all'annuncio di ciò che è necessario all'evangelizzazione. L'Assemblea Generale ha fatto il punto anche sul cammino della Chiesa italiana verso il Sinodo dei Vescovi di ottobre dedicato ai giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Durante la 4 giorni si è parlato anche dell'accorpamento delle diocesi, nuovamente richiesto da Papa Bergoglio nel suo discorso all'apertura dei lavori. Infine, uno sguardo all'attuale scenario politico italiano e la formazione del nuovo governo. Saremo a coscienza critica come abbiamo sempre fatto, ha ribadito Bassetti. Siamo disposti a collaborare in un contesto democratico ed europeo, senza tuttavia mai perdere di vista le questioni irrinunciabili, la centralità della persona, la questione del lavoro, la migrazione. Ci sappiano dare prova di maturità e sappiano affrontare quei problemi di cui il nostro Paese ha particolarmente bisogno, che sono problemi di ordine materiale, che sono problemi di ordine spirituale, perché l'uomo è un tutt'uno e noi partiamo sempre da una visione personalistica, cioè è la persona nel suo insieme e nel suo rapporto con gli altri, per cui anche gli altri diventano un altro me stesso, da dove deve partire veramente una politica che voglia essere saggia, incisiva e giusta. Il Papa adesso, la famiglia è la prima comunità dove si insegna e si impara ad amare, l'ambito privilegiato in cui si insegna anche la fede e si impara a compiere il bene. Lo ha detto Francesco ricevendo questa mattina in udienza i dirigenti e il personale della Questura di Roma e della Direzione Generale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza con i loro familiari. Presenti in aula Paolo VI anche i familiari delle vittime del terrorismo e dei caduti nell'adempimento del loro dovere. La buona salute della famiglia è decisiva per il futuro del mondo e della Chiesa, considerando le molteplici sfide e difficoltà che oggi si presentano nella vita di ogni giorno, ha affermato Francesco, secondo il quale quando si incontra una realtà amara, quando si fa sentire il dolore, quando irrompe l'esperienza del male o della violenza, è nella famiglia e nella sua comunione di vita e di amore che tutto può essere compreso e superato.
Maggiori approfondimenti nel servizio che vi proporremo questa sera nel corso del nostro telegiornale. Veniamo adesso nel Tigullio, una targa celebrativa sulla casa degli avi di Papa Francesco è stata inaugurata questa mattina a Cogorno. L'abitazione è il luogo natale di Vincenzo Girolamo Sivori, che è stato il bisnonno di Francesco. La targa è stata benedetta dal parroco Don Stefano Giopponi. Alla cerimonia erano presenti i discendenti liguri e la cugina del Papa, Suor Anna Rosa, che arrivava dall'Argentina. Vediamo. Qual è l'importanza di una giornata come questa? Per me è molto importante, non pensavo che se sarei stata qui perché sono di passo in Italia, però sono molto felice di essere qui in questa circostanza. Qual è il suo legame con Papa Francesco? Bene, siamo cugini di secondo grado, i nonni erano fratelli, poi la mamma di lui e il mio papà erano cugini di primo grado. Perciò, ma siamo state sempre in relazione, sempre in comunicazione da piccoli, sempre. Lei è missionaria in Thailandia, ci può parlare brevemente della sua attività? Bene, io sono arrivata in Thailandia 52 anni fa e là abbiamo delle scuole, abbiamo dei centri per promozione della donna e lavoriamo relativamente bene perché il governo ci lascia, siamo liberi. Cosa significa per voi questo legame? Orgogliosissimi e felicissimi di far parte di questa famiglia che appunto è anche la famiglia del Papa, è un Papa che è veramente un vero pastore per tutti noi, è una persona umile e grande, siamo contenti. Lei ha avuto anche l'onore di incontrare il Papa? Sì, direi oltre che un grande privilegio, è stato un momento di emozione unica, inaspettato, è arrivato repentinamente quando proprio non ce l'aspettavamo, ma ci ha accolto con una gioia immensa e devo dire che è stata un po' la fine di un gran lavoro svolto dalla mia famiglia. E quanto è importante comunque ritrovarsi nella comunità? Beh, trovarsi nella comunità è sempre un valore grande, al di là dell'evento cui si celebra, certamente, perché gli eventi creano il motivo per radunarsi, ma radunarsi poi crea anche la comunità, perché c'è anche la condivisione, un momento di preghiera, un momento anche conviviale, no? E quindi questo diventa comunque un modo per stare insieme e per vivere la comunità. La cronaca, un 35enne residente a Lavagna è stato denunciato dai carabinieri per il reato di detenzione a fine dispaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa notte, durante un posto di blocco, una pattuglia dell'Arma ha fermato il giovane per un controllo. Lo stesso è stato trovato in possesso della somma di 4.000 euro circa, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. A questo punto sono scattati gli accertamenti. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati quasi 5 grammi di cocaina, diversi bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacenti. Il Corpo di Polizia Penitenziaria ha festeggiato i 201 anni di fondazione. Alla cerimonia nazionale svoltasi nei giorni scorsi hanno fatto eco quelle a livello locale. Tra queste anche quella che si è svolta nel carcere di Chiavari. Nel corso della breve cerimonia, a cui hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, delle forze di polizia e quelli della società civile, è stato consegnato un riconoscimento a tutto il personale che opera all'interno della casa di reclusione chiavarese. Vediamo. Grazie davvero. Celebriamo quello che è l'attività di tutti i giorni in questa piccola reclusione, dove la polizia penitenziaria con un approccio moderno garantisce sicurezza al paese, offre un'occasione di trovare persone diverse a fine del loro percorso penale. Quali sono i numeri della realtà chiavarese? Quanti detenuti e quanti poliziotti comunque vi operano all'interno? Operano all'interno del carcere di Chiavari 44 unità operative, una lieve carenza di organico rispetto alla pianta organica prevista di 57. Abbiamo detenuti in questo momento 44 persone, molti di loro impiegati in attività lavorative anche esterne. È una capienza ottimale per il nostro lavoro
Siamo disponibili a proseguire il nostro lavoro anche nel caso dovesse l'amministrazione ritenere questo progetto funzionale, e possiamo ancora ricevere eventuali ospiti per anche con loro affrontare un percorso di riabilitazione che non dimentica la sicurezza grazie alla Polizia Penitenziaria, ma ha ben chiaro quella mission dell'amministrazione. Questa è anche una struttura innovativa, anche a livello nazionale si portano avanti progetti di reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti. Si continua su questo percorso che è stato intrapreso da diversi anni? Si continua. Sono percorsi che prevedono un rapporto con il territorio funzionale, un scambio di interessi nell'interesse pubblico. L'attività lavorativa dei detenuti permette un notevole spesso risparmio anche di risorse pubbliche, permette loro di sentirsi utili. Sono tutti progetti di utilità, perché una persona può davvero riprendere in mano la sua vita se si sente utile. Mi sento solo di precisare questo: la Polizia Penitenziaria non rinuncia alle proprie prerogative, nel senso che queste attività sono svolte in sicurezza per i reparti e per la società, visto che sono persone che comunque sono sottoposte a controlli da parte nostra e anche delle altre forze di polizia. La Giunta regionale ha approvato l'erogazione di contributi per ettaro di vigneto come compensazione in casi di estirpazione di un vecchio impianto, ristrutturazione e conversione. I contributi a ettaro variano dai 3.000 euro per le perdite di reddito in caso di estirpazione a 16.000 euro per i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per un massimo di rimborso del 50% dei costi sostenuti. Il contributo massimo a ettaro è stato elevato a 22.000 euro nel caso di interventi di sistemazione di vigneti su terrazzamenti o gradoni o che si trovino sopra i 500 metri sul livello del mare o nel caso il terreno abbia una pendenza oltre il 30%. Le domande potranno essere presentate dal 30 di giugno fino al 31 maggio del 2019. E dopo l'udienza di mercoledì scorso c'è attesa per il pronunciamento del Tribunale delle Acque, che dovrà decidere il futuro del progetto di difesa spondale del fiume Entella. Il comitato, giù le mani dal fiume Entella, intanto ribadisce come le risorse in ballo potevano già essere utilizzate per altri interventi più importanti e necessari. Sentiamo. Tanti soggetti coinvolti in questa vicenda, l'auspicio che la Corte si pronunci per bloccare l'opera. Noi abbiamo agito per questo, quindi è chiaro che il nostro intervento al Tribunale si è reso necessario appunto perché non abbiamo trovato altre interlocuzioni. Che sensazioni, che auspici ci sono per la sentenza che deve arrivare? Si gioca la partita per vincerla, non per altre cose, quindi noi siamo fiduciosi di un buon esito. È chiaro che una sentenza di un tribunale non dice di utilizzare quei soldi per un'altra cosa, ferma un'opera e per questo il nostro rammarico, perché comunque sia è una sconfitta collettiva. Il punto è evitare un male peggiore, però se la politica, gli amministratori, tutti i soggetti coinvolti con potere decisionale avessero chiesto lo spostamento di questi soldi, probabilmente questo finanziamento poteva essere utile per risolvere i tanti problemi. Noi abbiamo parlato del problema della foce perché è uno dei più macroscopici ed evidenti. Anche da parte delle istituzioni c'è silenzio, c'è attesa per la sentenza. Nel frattempo però qualcosa sembra muoversi per la messa in sicurezza degli argini crollati dal lato lavagnese. Noi dal 2014 che stiamo battendo su questo tasto, noi abbiamo già fatto proprio su questo tema più volte una edizione così in maniera un po' grottesca ma volutamente di protezione in civile, per dire come di un pericolo incombente, perché di sotto oltretutto passano i tubi delle acque bianche, delle acque nere eccetera eccetera, quindi si può solo immaginare in tema di depurazione che cosa succeda nel caso dove un evento determinasse la rottura di quelle importanti tubature.
In programma questa sera alle 21 nella chiesa delle Saline di Bacezza a Chiavari la veglia di preghiera Educatori Primi Passi, momento di affidamento del tempo estivo promossa dal Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Chiavari. Rivolgerà la sua parola all'inizio dell'incontro, che è rivolto a tutti i giovani animatori che saranno impegnati nelle esperienze di campi estivi, il Vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e servizi di sport. Avvenire titola: salta il vertice tra Trump e Kim, è demolito il poligono atomico, non ci sarà l'incontro a Singapore, doccia fredda con avvertimenti reciproci. E per il governo avventure no grazie, il Quirinale no ai diktat, decidiamo col Premier, Salvini insiste con umiltà tra virgolette per avere il professore Savona al Ministero dell'Economia, Conte alle vittime delle banche, vi risarciremo, ma il cardinale Bassetti dice noi saremo vigili. Vediamo all'interno di Avvenire al nuovo governo vigilanti sui principi irrinunciabili, ricorderete un'espressione coniata un po' dal Papa Benedetto XVI. Il presidente della CEI, Stella Polare, il nuovo impegno dei cattolici, 40 anni di legge sull'aborto, come Chiesa ne abbiamo sempre visto i limiti, ma pone un freno al relativismo totale su embrione e vita. E ora siamo sul secolo XIX, l'irritazione di Mattarella sui diktat sul ministro dell'economia, Conte, ministri tutti tecnici, il premier incaricato vede anche Visco, governatore di Banca Italia, e annuncia risarcimenti per i truffati delle banche. E poi la notizia di sport, Lentella non trova il gol, ad Ascoli conta solo vincere, a Chiavari finisce 0-0 il primo spareggio salvezza, giovedì prossimo il ritorno. Aveva 36 anni, genovese ucciso in Costa Rica a colpi di pistola, e invece a Sesti Levante ucciso da un cavo al varo, condannato il comandante, un fatto avvenuto più di 5 anni fa. E all'interno del secolo XIX, acqua, il comune non paga le bollette, debiti fuori bilancio a Lavagna, è di 2.100.000 euro il credito mandato da Iren, contenzioso con la società per le tariffe applicate, ma ora c'è un accordo, le reciproche posizioni debitorie saranno sanate con pagamenti spalmati in 4 anni. E sempre dal secolo XIX, dalla Val Fontanabuona, dà alla luce la figlia in negozio, non sapevo di essere incinta, le avevano detto che non avrebbe potuto avere bambini, ha partorito da sola, stupefatti i sanitari del 112 intervenuti per soccorrerla. Per gli ultimi aggiornamenti andiamo in redazione, c'è Giacomo Rizzi. Buongiorno Andrea. Un 19enne calabrese è stato denunciato per truffa da una donna di 48 anni, residente a Sestri Levante. Il ragazzo ha messo in vendita una console su internet, ma dopo aver ricevuto il denaro richiesto non ha mai spedito l'oggetto. A far scattare le indagini, portate avanti dalla compagnia dei carabinieri di Sestri, la stessa donna truffata. Sempre a Sestri Levante, uno straniero di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per furto con destrezza. Avrebbe sottratto la borsetta di una donna 67enne, con all'interno 2.600 euro, in piazza San Antonio. Dalla redazione è tutto. Grazie, adesso lo sport. Era chiuso tutto nei prossimi 90 minuti il destino della Virtus Entella in Serie B. I biancocelesti infatti dovranno uscire dallo stadio del Duca di Ascoli giovedì prossimo con in tasca una vittoria per mantenere la serie cadetta. Ieri sera la gara di andata dei play-out, disputatasi a Chiavari davanti a un comunale tutto esaurito, si è conclusa per 0-0. La cronaca. Finisce 0-0 il primo atto dello spareggio play-out per rimanere in Serie B tra l'Entella e l'Ascoli davanti a un comunale finalmente pieno di tifosi ed entusiasmo. Nata in scena una partita estremamente equilibrata, combattuta, giocata prevalentemente a centrocampo. La gara infatti ha vissuto prevalentemente di folate offensive di entrambe le squadre, che per la gran parte della gara però si sono studiate, e probabilmente questa sera ha vinto anche la paura di non perdere questa partita. Tra 7 giorni al Del Duca l'Entella si giocherà in 90 minuti tutte le chance salvezza in una situazione molto simile a quella dell'ultima giornata di campionato a Novara. Infatti la squadra di Gennaro Volpe per rimanere in Serie B potrà soltanto vincere, con qualsiasi pareggio si salveranno gli uomini di Serse Cosmi. L'occasione più grande per l'Entella c'è stata a 5 dalla fine sul piede di Aligi, il tiro del terzino albanese però ha solamente sfiorato il palo esterno. Entella Ascoli finisce 0-0. Andremo lì per vincere, forse mentalmente anche meglio, magari
se avremmo vinto magari sai, non è mai facile tenere il vantaggio, così non abbiamo nulla da perdere e dovremo giocare per un risultato e basta. Guardando appunto a settimana prossima e quindi ad Ascoli, per salvarvi dovrete segnare. Ti preoccupa il fatto che questa squadra è tutto l'anno che faccia un po' fatica a trovare la via del gol? No, io non sono preoccupato, perché in una partita di calcio può succedere di tutto, quindi abbiamo dei giocatori che possono fare gol in qualsiasi momento. Per tanti motivi durante l'anno non è successo, però questo non vuol dire che non possa succedere ad Ascoli. In questi doppi scontri non c'è un risultato che ti garantisce niente, perché se vinci 1-0 non è che poi torni giù e sei straconvinto di avercela fatta. Se perdi ovviamente non sei convinto di poterla ribaltare. Il pareggio lascia più o meno le cose come stanno, quindi noi sappiamo che bisogna fare una partita ancora più intensa di quella che abbiamo fatto oggi, e oggi abbiamo fatto una gran partita a mio giudizio, sotto l'aspetto caratteriale, agonistico e di personalità. Con lo sport si conclude questa edizione del TG13, l'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di TG Gli Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.